Eccolo qui che comincia il match con il possesso per la Kame Treviso. Il rilancio di Pietrangelo a cercare Azzoni che calcia. La palla di poco fuori. Giappa recupera palla a campo. Giappa calcia Giappa. Parisi con i piedi. La Kame deve scrollarsi di dosso tutti i timori. Azzoni per Wallace, calcia, Parisi si distende, para, Giappa, alto. Si accentra Wallace che calcia, Parisi ancora. Donin. Dentro per Musumeci, c'è forse un fallo, non viene arrangiato. Calcia Luis Felipe. Sul fondo, ma anche qui ottima la conclusione del numero 8. A marchio Kame, ancora Ghi che calcia al volo e c'è il gol di botta per la Sandro Abate sul tiro di Ghi al secondo palo. Lasciato solo Botta, fa il gol del 1-0. Ancora di guida, riceve palla, scambia con Donin che ha spazio, calcia, palo esterno e quindi la palla poi si spegne sul fondo. Giappa, palo e gol di Azzoni. Eccolo il gol del pareggio della Kame, Jack Azzoni. 1-1 anche questa volta col brivido del palo. La palla però è entrata, salta Azzoni, calcia fuori Wallace. Dentro per Giappa, Wallace calcia, Parisi ancora, Giappa di testa, Di Luccio, bella palla di Luccio dall'altra parte a cercare Alex calcia e Pietrangelo fa una gran parata ed esulta giustamente e nega la gioia del gol ad Alex, calcia fortissimo Donin e dall'altra parte Parisi in calcio d'angolo. Donin si ferma, calcia Donin, Parisi la respinge, Abate, rischia, perde il pallone, attenzione, Sutton! Ecco il fischio inizio, si riparte, prova l'imbucata per Ghi, recupera palla bene Wallace, in azione solitaria Wallace, ancora Wallace, calcia! Giappa si gira benissimo, Giappa! E Parisi fa un super intervento in calcio d'angolo. Imbucata di Wallace per Giappa, lascia libero Wallace sul fondo, momento di massima spinta della Kame, si accentra e calcia, Parisi con i piedi, ancora Wallace di testa, Giappa benissimo e qui Luis Felipe si divora il gol. Sutton calcia, Parisi ancora si distende e para. Palla sopra a cercare Pina che ha spazio, Pina, tocco sotto con il sinistro, la palla esce dall'altro lato, Pina, Ghi, Alex, attenzione, Alex dentro, Ghi, la palla resta lì, alla fine c'è il gol della Sandro Abate con Di Luccio. Il gol del vantaggio, ancora una volta, come nel primo tempo. Cinica, la squadra di Piero Basile, 6-10 alla fine del match. Corner per la Kame, Wallace calcia forte! Wallace! 2-2! Ha segnato proprio lui! Qui Parisi stava per compiere l'ennesimo miracolo, alla fine forse anche un pelo di responsabilità, la palla non la vede ma il tiro è fortissimo e Wallace riporta in parità. Sutton ancora, giro palla veloce, palla dentro, deviazione, ancora Donin, prosegue il quinto uomo della Kame, di guida ancora Sutton, Donin, Wallace di destro, deviazione Wallace, calcia di guida, la palla sta lì, ancora sulla linea, non entra il pallone. 1,50 alla fine del match, pressione della Kame e finisce qui al Palacicogna, si dividono la posta in palio, un punto a testa tra Kame e Treviso
e Sandro Abate nel primo tempo 1-1 al gol di Botta, ha risposto Azzoni nel secondo tempo, ancora 1-1 per il 2-2 finale.